Parte piano Rondo Veneziano, è il centro dello schieramento Ramsès con Rugiada Meresse che prova a contenerlo, poi gli altri. Insiste Ramsès su Rugiada a imboccare la prima curva, lotta serrata con Leone Martellini che rimane di fuori e va via dritto, poi si getta improvvisamente di galoppo. Rimane così secondo Resole Matto davanti al 7 di Rissa ZS, filtrata bene dalla seconda fila a precedere Rain Brenta e Raveo. Si rimette Ramsès, però rimane al largo a centrogruppo, mentre la leader cerca di graduare, seguita da Resole Matto. Non varia nulla con Ramsès che sul rallentamento della leader prova a riproporsi, adesso seguito da Rain Brenta che Augusto Borghetti sposta all'esterno, cercando di prendere la scia. Ancora Raveo in coda il falloso Rondo Veneziano. Paletto per arrivare ai 600 in spinta, 16,2 la frazione con Ramsès che avvicina la leader che sta controllando dietro a lei Rain Brenta. Resole Matto all'interno a precedere il 7 di Rissa ZS e Raveo richiesto al passaggio. Frazione in 15,3. 800 metri di gara, non vale assolutamente nulla con Ramsès che rimane ai lati di Resole Matto, retrocedendo leggermente sulla penultima curva. Rain Brenta che probabilmente andrà via in terza ruota prima del chilometro, visto che Ramsès lo sta portando indietro. Scatta Rain Brenta ma ancora lontano, lo anticipa Resole Matto che va con decisione sulla battistrada, seguito da Raissa ZS che anticipa anche lei Rain Brenta in mezzo alla pista. Di dentro recupera Raveo con Resole Matto che ai 500 finali passa, seguito da Raissa ZS, ancora Rain Brenta in mezzo alla pista e Raveo all'interno. Ultima curva con la fuga di Resole Matto su Raissa ZS, fa fatica Rain Brenta a proporsi, seguito da Raveo. Ultima curva passata in 15,8. Resole Matto attaccato da Raissa ZS che dopo corsa d'attesa sposta ai 100 finali e sul traguardo Paolo Scamardella va a vincere facile su Resole Matto. Per il terzo posto c'è lotta con tutta mobilità Raveo, va a battere Rain Brenta, 1,17,9 la media per chi vince. A buona quota Raissa ZS e Paolo Scamardella.